Mister, vincere così al 90° è forse l'espressione più bella di questo gioco. Beh, sì, è sempre un risultato fino alla fine che abbiamo cercato perché non abbiamo mai mollato anche sull'1-1. Ci credevamo che potevamo fare gol, certo gli episodi poi aiutano, però avevamo anche subito il pareggio su un calcio piazzato con una palla in possesso nostro. Sarebbe stato veramente brutto pareggiare una partita così, però credo che alla fine non abbiamo rubato niente, alla fine era una partita giocata a viso aperto tutte e due squadre e noi abbiamo sfruttato l'episodio al 90° e l'abbiamo vinta. 4 risultati utili consecutivi da quando è subentrata. Cosa ha fatto nella testa di questi giocatori? Cosa ha fatto scattare? Ma avevano bisogno un po' di fiducia, un po' di coraggio nel capire che alla fine non erano più scarsi degli altri. Abbiamo lavorato un più sul lato tattico, sul lato caratteriale. Poi in un campo di questo dove si può giocare abbiamo cercato di giocare la palla come sappiamo fare, quindi diciamo che è stata una partita a viso aperto dove potevamo anche perderla, vincerla anche se non abbiamo mai rischiato sicuramente, quindi i ragazzi hanno preso consapevolezza che possiamo fare bene. C'è un'immagine, quella dopo il secondo gol, dell'abbraccio con la panchina tutti insieme. Già la seconda volta che capita anche contro la Pro Favara, Sant'Angelo era venuto a cercarla, ad abbracciarla. È l'unione che fa la forza e questo gruppo sta dimostrando di essere davvero unito. Ma questo è un gruppo di ragazzi bravi ragazzi veramente, che si mettono a servizio dei compagni, ognuno per l'altro, mi seguono, sono attenti, sono concentrati, quindi quando si fa il risultato è normale che si esulta tutti perché, come dicevi tu, l'unione fa la forza e in questi campionati è quello che conta forse.